L'ESIACPT, un importante ente di formazione professionale, ad Agrigento svolge un ruolo determinante, in particolare nel settore dell'edilizia. Siamo con il neo presidente. Buongiorno, noi cerchiamo di divulgare la cultura della sicurezza. Stiamo organizzando, abbiamo già organizzato, diciamo, parecchi corsi per gli dipendenti, per gli operai del settore, in modo che riescano, diciamo, quantomeno a ridurre i rischi come dire, rischi delle cadute Sì, o sì, del quant'altro settore edile, del sì. settore edile, sì. Voi fate anche dei corsi di formazione in questo senso e avete deciso di essere presenti oggi a questa iniziativa. Sì, diciamo che siamo sempre presenti nel territorio, ovunque diciamo, occorre, si inizia un cantiere, siamo con l'assistenza della CPT a organizzare e informare i vari diciamo, dipendenti che ci sono nel settore. Anche se diciamo oggi abbiamo, come dire, troviamo un po' di difficoltà perché la cultura ad oggi ancora non, iniziando dai lavoratori e anche da determinate imprese improvvisate, che non capiscono effettivamente qual è l'importanza della sicurezza e della prevenzione più che altro. E stiamo cercando di, come dire, di poter convincere e divulgare il più possibile tutte le norme che si sono, diciamo, subentrate negli ultimi anni. Ecco, voi avviate anche chi non è esperto nel settore ai lavori proprio di edilizia, muratori e quant'altro serve, che purtroppo diciamo c'è una forte richiesta, no, Presidente? Sì, oggi, diciamo, negli ultimi anni con i lavori PNRR effettivamente i lavori sono tantissimi e gli operai sono pochi. Non solo pochi, ma tra le altre cose mancano gli specializzati, come si suol dire. Quindi tant'è vero che diverse imprese, iniziando da quella mia, abbiamo, diciamo, extracomunitari che effettivamente si sono adeguati al lavoro edile che abbiamo noi qua in Italia.